È stata un'estate all'insegna della febbre West Nile o febbre del Nilo, che se non ha provocato un allarme epidemico si è comunque fatta sentire in maniera significativa. Ad indicarlo le cifre rese pubbliche dall'assessore alla sanità del Veneto Luca Coletto nell'ambito di un convegno a Venezia. I casi confermati sono 257, 256 quelli autoctoni, di cui i più gravi con forma neuroinvasiva risultano 64, mentre i decessi ammontano a 18. Padova e Verona le province più colpite, con Rovigo, 15 casi, al primo posto per le situazioni gravi. Se agli episodi confermati si aggiungono quelli probabili e le positività riscontrate tra i donatori di sangue, il totale complessivo arriva a quota 408. Coletto ha inoltre annunciato che per affrontare l'emergenza della febbre West Nile, il prossimo anno sarà effettuata in primavera una disinfestazione larvicida a tappeto e durante l'estate 2 disinfestazioni adulticide. È presumibile che il primo intervento avverrà a marzo. Il Veneto ha già stretto un rapporto di collaborazione con l'Emilia-Romagna, l'altra regione maggiormente interessata dal fenomeno, e si sta lavorando per allargare il coordinamento ad ulteriori territori. Per il monitoraggio Palazzo Balbi ha già stanziato 1,5 milioni di euro, mentre gli interventi di disinfestazione saranno in capo, secondo la legge nazionale, ai singoli comuni. È stata comunque messa a disposizione la cosiddetta azienda zero per gare d'appalto centralizzate al fine di contenere i costi. Le due regioni, Emilia e Veneto, come segnalato, saranno chiamate a coordinare anche un tavolo tecnico nazionale per elaborare nuove linee guida con la finalità di aggiornare lo specifico piano in tutto il territorio italiano. A creare un coordinamento interregionale penserà invece un tavolo tecnico attivato in seno alla Commissione Salute che riunisce tutti gli assessori alla sanità delle regioni italiane, presieduto dalla dirigente della prevenzione del Veneto, Francesca Russo.